Moltissime sono le serate che andremo a fare, naturalmente conferenze, ma anche concerti di vario tipo, coinvolgendo anche i giovani. Devo dire che sabato sarà veramente una serata molto particolare, suoneranno dei giovani e presenterà anche una giovane. E poi andremo avanti con queste serate fino ad arrivare al 9-10 novembre con la nostra rivocazione storica. Rivocazione storica, qua c'è la mostra di Leonardo, le macchine di Leonardo, quindi le abbiamo esposte, ci saranno delle persone che faranno da guida e fuori nel campo naturalmente medioevo puro, quindi vari personaggi. Arriveranno le oche, 50 oche con cani dalla Francia, proprio questa sera abbiamo firmato il contratto, quindi saranno qua e che faranno degli spettacoli straordinari. Abbiamo iniziato lo scorso anno una collaborazione con loro, vengono da Montserrat in Francia e quest'anno continuiamo questa collaborazione. Bellissimi spettacoli, insomma. Alla fine del sabato e anche della domenica avremo le fontane danzanti, quindi spruzzi d'acqua oltre 30 metri con musiche e con luci, fuoco eccetera, ma anche una proiezione di immagini in un ventaglio d'acqua. Ecco, il sabato e il venerdì e il sabato faremo due grossi concerti, uno Joan d'Arc da Purcell d'Orléans, che è il venerdì, mentre il sabato faremo i Carmina Burana. Ecco. Quindi attendiamo moltissime persone, abbiamo già oltre 300 camper già iscritti, quindi siamo a buon punto. Molti altri gruppi ci saranno quest'anno, diversi dagli scorsi anni, fra cui giullari, fra cui falconieri, combattimenti d'arme, eccetera. Insomma, quindi sarà un 9-10 novembre pieno di spettacoli, pieno veramente di spettacoli.